Seconda corsa dall'Arcoveggio di Bologna, premio Donna Park, ancora in pista i 3 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, questa volta doppio chilometro. 7 al via, 1 Frank Ban, Andrea Vitagliano, 2 Futura, Francesco Tufano, 3 Francisco Benal, Sandro Miraglia, 5 Futura GL, Marco Stefani, 6 Furioso Bar, Alessandro Gocciadoro, 7 Fabres De Greppi, Enrico Montagna, 8 Ficus Jet, Antonio Velotti. La macchina stacca, sbaglia Furioso Bar, è veloce Futura che prende l'iniziativa, a largo Futura GL, Futura al comando, sbaglia anche Futura numero GL. 6 Furioso e così Bar i due squalificato, favoriti, entrambi numero a 5 tabellone. Futura GL squalificato. E ora ovviamente la corsa prende un colore completamente diverso rispetto a quello del pronostico. Non c'è più il giallo dei favoriti e c'è Futura al comando, Francisco Bena al secondo in corda, poi Frank Ban, quindi Fabres dei Greppi e Ficus Jet. Se ne vanno 400 metri in 32,9. Francesco Tufano che va pianissimo con Futura, cerca di accorciare il più possibile la distanza. Rimane in seconda posizione Francisco Benal che precede Frank Ban e quindi Fabres dei Greppi avanti a Ficus Jet. La curva di destra in 17,9. Si va praticamente da treno, Futura guida, nella sua scia c'è Francisco Benal, poi Frank Ban, quindi Fabres dei Greppi alla retroguardia Ficus Jet. Un altro 17,3, 1,8 i primi 800 metri di corsa, sul piede dell'1,25 al chilometro. È una corsa che si riduce al chilometro finale. Avanza Frank Ban all'esterno che rompe gli indugi e dà il via alla corsa 1,25, 6 primo chilometro. Futura al comando, Frank Ban di fuori con in scia Fabres dei Greppi, in corda Francisco Benal alle spalle di Futura, poi Ficus Jet. Paletto davanti alle tribune in 16,6, 34,1 per questi 400 metri di corsa. Futura continua in vantaggio, Frank Ban all'esterno, lungo i birilli Francisco Benal, Fabres dei Greppi in seconda pariglia, alla retroguardia Ficus Jet. Curva di destra in 16,9. Futura al comando, di fuori Frank Ban, Fabres dei Greppi in seconda pariglia, perde per un attimo il contatto, poi Francisco Benal e Ficus Jet. Siamo a 400 metri dalla conclusione, il miglio in 2,14,8. Sembra di essere negli anni 50, Futura in vantaggio, di fuori Frank Ban, alla corda Francisco Benal, prova a muovere in terza corsia Fabres dei Greppi, la retta d'arrivo che Futura affronta in vantaggio, Francisco Benal prova ad andare in open stretch ma sbaglia, largo Fabres dei Greppi che scatta, Fabres dei Greppi che va su Futura che prova la difesa nel finale, Fabres dei Greppi batte Futura, al terzo posto Frank Ban, 36 la chiusa, 1,22,5 il ragguaglio cronometrico sui 2000 metri, la vittoria di Fabres dei Greppi. Enrico Montagna per Nicola Del Rosso, replica il successo ottenuto a Firenze un paio di giorni fa, vittoria allo speed secco di Fabres dei Greppi, Futura è seconda, al terzo posto finisce l'1 di Frank Ban.